Allora, mi avete accusato più volte che la difesa 600, 300, ormai si è evoluta a 600, deciso, non funziona a tempo lungo. Stiamo giocando a 10 minuti contro avversari temibili e vi ricordo che la difesa 300 prevede tutti i pedoni spinti. Noi ora non faremo ancora capire bene la nostra strategia, lasciamo qualche buco, lasciamo qualche spiraglio. Ovviamente se spinge noi andiamo ad incastro, questo è poco, ma sicuro. E qui ci ha rovinato già il piano. Però già anche così mi piace. Già anche così no, non mi piace che perdiamo il pedone qui. No, perdiamo il pedone. Non l'ha visto. Perché un 2043 sull'ICES dovrebbe fare una mossa di questo tipo e non prendersi il pedone? E soprattutto sviluppare una torre e riportarla indietro. Questo rimane un grande mistero e allora ora perirai sotto il potere della difesa di 300. Tra l'altro devo ancora completare uno sviluppo, mazza che zozzeria. Attenzione, attenzione, cavallo B3, tac C5. Attacco qui. Attenzione, attenzione, attenzione. Qui c'è l'attacco, eh. Devo giocare donna E1. Se devo giocare donna E1. Qualcosa mi dice che donna E1 va giocata. Va bene, pensiamo un attimino alla difesa, ma adesso seguirà alfiere B2, cavallo B3, questo pedone perirà. Anzi, iniziamo a mettere il cavallo, che magari l'alfiere può tornare utile su questa diagonale. C'era questa! C'era questa! C'era questa! No, l'ho vista dopo. Giocato troppo di fretta quel cacchio di cavallo, sto giocando a 10 minuti, a volte mi scordo di giocare a 10 minuti. C'era questa, c'è ancora questa. Sì. Strano, modo di giocare strano del mio avversario. A meno che non ha visto un matto in due. Guardate come disorientate i vostri avversari. Adesso sono in vantaggio di più 3 pieno. Potrei anche chiedere il cambio di tutto, per esempio alfiere qui. O anche qui, perché se il cavallo si attiva potrebbe darmi qualche noia. Ma iniziamo dalle cose serie. Tac, così attiviamo il cavallo. Bene. O la torre, ma di norma il cavallo. Adesso c'è un po' di pressure qua e soprattutto voglio catturarmi questo pedone tipo donna qui. Vorrei anche andare ai cambi possibilmente. Ecco, hai visto che mo si attiva sto cavallo. Perché non l'ho catturato prima? Però c'ho sempre donna qui che era il piano di prima, no? Che dovrebbe sempre funzionare. Dimmi che non mi sono perso nulla per strada, torre di qui, no. Dai, dai, grande, grande 300, grande 300. Mamma mia, anche a tempo lungo, con un avversario che è stato disorientato sin dalle prime mosse. Se dopo faccio analizzare questa partita al computer, temo. Lui chiede il cambio, attenzione, ed è lui a chiedere i cambi. Se sei tu a chiedere i cambi e ti doppi i pedoni, io non posso che accettare, no? Non posso che accettare questa tua magnanimità. E se ora mi cambi qui, mi apri anche la colonna della Tower. Bene, bene, sono felice. Manovra di cavallo per andare dove? Vediamo se ci sono ingressi mortali o semplicemente se cambio i pezzi. Ma sai che te dico? Anzi, c'ho questa che è molto carina. C'ho questa che sembra essere molto carina. Su torre qui c'è alfiere qui. E su toglie il cavallo per mantenere c'è G4. Ecco, questo non l'avevo calcolato. Ho voluto fare il figo. Adesso ho un po' di pezzi in presa. Ho voluto fare il figo, ho voluto fare il figo e ora me ne pentirò. Ho voluto fare il figo. Allora, vediamo se c'è un modo. Quasi sempre c'è un modo per uscirsene da queste cose. Basta solo agguzzare. E qui che cacchio aguzzo? Che cacchio aguzzo? Ho fatto il figo. Oh no, ho fatto il figo. Per niente, tra l'altro. In realtà c'ho questa. Salvo tutte e due. Torre qui. Cavallo. Oh, ho salvato tutte e due. Mi stavo già disperando, no? Ho salvato il cavallo, ho salvato l'alfiere. Su torre qui c'ho cavallo qui. Cambio di torre, tutto tenuto.
Ok, potrei perdere... No, no, tutto tenuto, signori, tutto tenuto. Uff, uff, ha temuto il peggio, ha temuto il peggio. L'audacia... Com'è? Come si dice? L'audacia è la virtù dei... No, quella è la calma. Andiamo ai cambi, ti va di cambiare un po' tutto, di andare alla fiera dei cambi? Sì, io direi che è il momento. È il momento di andare in fiera, quindi tac, se tu ti rifiuti porto l'altra torre. Il cavallo... Ma che piccio! Che piccio! Che piccio! Vabbè, anche questo è un cambio se vogliamo, no? Ok, chiudiamo questa colonna micidiale e andiamo a giocare e fare cose serie. Torre su colonna aperta. Credo che il mio avversario possa abbandonare, ma non abbandona perché lo scopriremo nella prossima puntata. Scacco, il re andrà su. Cavalluccio, tu puoi fare qualche manovra, qualche bella manovra interessante. Alla prossima arriva questa. Alla prossima arriva questa e io andrò lì col mio re. Vabbè dai, facciamo un po' di mosse a caso. Perché bisogna muovere a caso quando si hanno 6 minuti? Perché? Perché? Ci sarà qualche tattica, qualche parte, qualcosa. Allora, ragioniamo. Potrei prendermi due pedoni con questa manovra, però questo cavallo è forte. Allora, facciamo così, uniamo i due cavalli. Su questa, tac, cattura, tac, e uniamo i due cavalli, così sono felice. Quando i due cavalli si difendono a vicenda, in genere c'è poco da... Vuoi darmi per caso uno scacco matto o qualcosa del genere? Secondo me questo è aggressivo, eh? Questo ci crede. Ci crede davvero. E in genere chi ci crede fa bene. Tac, quando andrò qui ci sarà un cavallo, quindi no, in realtà non temo veramente nulla. Non temo nada. Io come faccio a darti scacco matto? Se io volessi darti scacco matto, come farei? Allora, questo pedone deve, o questo pedone deve, qualcuno dei due deve andarsene a farsi friggere, quindi facciamo così. Facciamo così. Adesso mi arriva lo scacco, vado sul nero. Ah sì? Vediamo se ha visto male. Perché lui vuole giocare sempre su questa roba, no? Ma io ho re qui e se lui spinge... Ecco, se lui spinge mi piace poco. Mi piace più forse così. Vabbè, intanto c'è uno scacco che non fa mai male, no? Avete mai visto qualcuno che ha perso dopo aver dato uno scacco? No. Non si può perdere perché è obbligato a muovere. E adesso... adesso abbiamo 1000 pedoni in fuga. L'importante è non perdere. Questa è una di quelle partite facilissime da perdere. Io vado qui col re. Se vado qui col re credo che sono al sicuro. Credo. Perché su questa ho cavallo qui. Esatto. Esattamente. Esattamente. Bene, dai. Questa è stravinta, amico. Arion Mui 1, 2, 3. Questa devi ammettere. A un certo punto bisogna ammettere. Sto arrivo con la torre qui per attaccarmi qui. Tolgo il cavallo. Lo mettiamo dalla parte dove non crea troppi disagi. È tutto tenuto. Io spingerò questo pedone ad oltranza. Spingo questo. E appena vieni qui spingo questo. E appena vieni qui spingo questo. Ah, perché tu dici giustamente quello che tu dici. Ah, spingiamo questo. E quegli tutta compagnia va. A parte c'avevo scacco, prendo tempo qui. Scacco, salgo qui e poi c'ho cavallo qui che dà una mano alla promozione. Sì, tu vuoi darmi tipo un matto, ma non c'è... Anzi, te lo do io fra poco. Anzi, è scacco matto se vengo qui. No? Puoi salire su? Va bene, comunque... e comunque... Sì,
so perché. Ci spera fino alla fine l'amico Fritz che è capitato contro la difesa 300, che ahimè avevamo scoperto da una ampia statistica di una partita che è possibile ottenere grandi chance anche. Ah, ecco cosa vuole ottenere questo, lo stallo. Lo stallo vuole ottenere l'amico. E va bene. E va bene. Lo sapevo voleva ottenere lo stallo. Intanto scacco con attacco doppio, ma credo che arrivi il matto senza bisogno di fare grandi cose. Tac. Unica è qui. Adesso arriverà uno scacco di torre con scacco matto. Signori, chiediamo l'analisi. Mamma mia, più 60 punti, e chi si sta chiedendo ma come fai a vincere 60 punti a partita? Perché vedete che qui c'è il punto di domanda. Dopo un bel po' che non giochi su un sito con quella modalità di gioco, ti compare il punto di domanda che ti fa crescere o scendere più velocemente. In questo caso ci è andata bene. Ci è andata bene, siamo arrivati praticamente a 2137, sempre col punto di domanda. Andiamo ad analizzare questa partita schifosissima. Chiediamo un'analisi dal computer e vediamo un po' cosa ci dice. Allora, l'importante è l'accuratezza, questa percentuale qui, che all'inizio è sempre alta, poi man mano che calcola... voglio capire se quella prodezza che ho fatto di quella cosa lì... Vabbè, 88% vuol dire che è stato fin troppo bravo. 2 errori, uno grave, madonna. Cos'è? È la nuova grafica? Oh, che spettacolo, ragazzi! È la nuova grafica? Nuova grafica! L'ICS si è rinnovato. Ho fatto in questo momento la scoperta. Non so se confonde più, perché quando ci sono 1000 frecce, sempre un bel... Ok, errore. Qui cosa devo giocare? Cosa dice il motore? C per D4 e poi incastrare, giustamente. Questo è un errore appunto perché lui aveva questa qui. Aveva questa qui. Per fortuna non si sa perché è tornato indietro e quindi io ho iniziato ad agire. Più 1, questo è un errore, la cattura qui, avevo B4, dice il motore. Cattura, donna E1 troppo, avevo subito questa. Va bene. Mamma, quanti errori stiamo facendo? Cioè, è altro che 88% di precisione. Questo è stato un disastro. Ok, qui mi ha regalato il pezzo e per me la partita poteva anche finire qui. Ah, ecco, volevo vedere la prodezza. Vediamo la prodezza qui, no? Catturato. Vediamo se il motore cosa dice. No, non c'è la prodezza. Non c'è la prodezza perché su questa... Ah, dai, tutto sommato è buona ancora. Ragazzi, non so se vedete, ho fatto una mossa invisibile al motore, nelle prime 3 linee del motore. Guardate quando faccio questa mossa, scende giù, però poi ritorno su. Prima l'aveva fatto. Prima l'aveva rivalutata, ha detto che mossa orribile, era più 5, poi è tornato su più 8. Mamma mia, mosse invisibili a Stockfish. Ovviamente su questa c'era questa, e su una mossa come questa... Ah no? Non era buona come avevo immaginato, perché qui va bene, non era granché, dai, ammettiamolo che Stockfish ha sempre ragione. Qui la migliore era B5, spingere il pedone B5. Ok, qui me la sono cavata in qualche modo. Cambio, va bene, qui poi è stata, come dicono nei libri di scacchi, solo questione di tecnica. Bene ragazzi, come vedete utilizzate tranquillamente la 300 se volete anche nei tornei. Ragazzi, se qualcuno, questo è un appello pubblico, se qualcuno di voi gli capitasse per caso di utilizzare la difesa 300 in torneo dal vivo, avrà un video dedicato su questo canale e diventerà il mio nuovo idolo. L'ho detto, sottoscrivo, mi raccomando. Alla prossima!